Ed eccoci in diretta a Friuli Economy, ci tradisce un po' l'emozione per questa prima diretta in esterna di Friuli Economy dopo 2 anni e mezzo fatta sempre negli studi di Telefriuli. Un ringraziamento all'amministrazione di Buia per averci ospitato qui nella sede della biblioteca civica della città appunto di Buia, e la puntata di questa sera è dedicata al tema della passione per il lavoro e della passione per lo sport. E non è banale questo tema perché Buia è sempre stata sede sicuramente dal dopoguerra, ma anche prima, di un tessuto imprenditoriale sia artigiano che industriale importanti, che ha contribuito allo sviluppo socio-economico del territorio sia prima che dopo al terremoto. E Buia è anche sede di oltre 50 associazioni sportive e quindi anche in virtù delle vittorie sportive che hanno conquistato si sentivano di essere rappresentate dalla squadra di calcio per eccellenza, l'Udinese, ed è proprio per questo che partiamo con l'ospite alla mia destra, il direttore generale dell'Udinese Calcio SPA, Franco Collavino. Buonasera Collavino e benvenuto. Buonasera a tutti. Bene, alla sua destra c'è anche del gruppo Danieli, Anna Mareschi Danieli, manager in questa azienda. Saluto la dottoressa Mareschi Danieli. Buonasera. E poi completa il quadro dei nostri ospiti il manager del gruppo Fantoni, Alessandro Fantoni. Buonasera a tutti. Bene, partirei proprio con il manager Fantoni e partirei da uno dei temi di questa serata, che un po' si collega anche ai temi visti nelle altre puntate di Friuli Economy, vale a dire anche il passaggio generazionale, perché sicuramente nascere figli del titolare o comunque della famiglia che dispone delle più importanti quote di capitale è sicuramente un'opportunità, però chiaramente c'è il rischio ogni tanto che si traduca anche in una sorta di forzatura, perché da un certo punto di vista magari potresti sentirti obbligato a dover poi lavorare in quell'azienda, magari però le tue passioni, i tuoi interessi professionali e non sono in qualche altro lavoro. Lei come ha fatto, Fantoni, in tutta sincerità, ad affrontare questa questione? Per me è stato in verità molto semplice. La Fantoni, come qualcuno saprà, è stata fondata nel 1882 e dall'82 noi lavoriamo il legno, per cui sostanzialmente un grosso input mi è stato dato da mio nonno quando all'età di 6 o 7 anni, creando un piccolo arco col legno, mi sono tagliato con un coltellino e la sua affermazione fu emblematica, ovvero così ti entra il mestiere, ovvero ti entra il mestiere di falegname. Per cui capii subito che avevo a che fare col legno e con l'andare degli anni, guardando l'esempio che mi hanno dato mio padre e mio zio, nonché evidentemente mio nonno, che è stato colui che è l'artefice di quello che è la Fantoni oggi, mi hanno sicuramente stimolato ad interessarmi a quello che ha fatto la famiglia Fantoni, ovvero la mia famiglia. Ecco, lei prima di approdare al gruppo Fantoni aveva fatto anche delle esperienze in altre aziende, magari anche all'estero? No, diciamo l'unico ostacolo che si era un po' venuto a creare è stato il discorso del calcio. Mio nonno non ha mai voluto che io giocassi a calcio. Io un po' testardo ci ho continuato, nonostante tutte le estati andassi a passare un mese e mezzo mentre andavo a scuola all'interno dello stabilimento, all'interno del mobilificio. Non ho voluto fare esperienze all'estero, ma proprio per voler stare vicino all'azienda di famiglia. Ho studiato ingegneria gestionale e ho cercato di capire quelle che erano le logiche teoriche insegnate all'università proprio qua di Udine e andare a cercare riscontri all'interno dell'azienda di famiglia, il che mi ha introdotto in maniera molto veloce all'interno dell'azienda. Ecco, adesso lei che mansione ricopre all'interno dell'azienda di famiglia? Attualmente sono responsabile commerciale per la divisione mobili, in particolar modo seguo il mercato italiano, che è assolutamente uno dei mercati in questo momento più difficili, ma che per fortuna ci dà tuttora molte soddisfazioni, in quanto ho avuto la possibilità anche di vedere bellissime aziende quali Ferrari, piuttosto che la Lamborghini, piuttosto che la Siemens, qua in Italia, che sono delle eccellenze. Devo dire anche la Danieli, ho avuto la possibilità di conoscerla in ambito lavorativo e quindi questo è quello che faccio, ovvero relazionarmi con i clienti, relazionarmi
con gli uffici acquisti, con gli architetti e via dicendo, per cercare di andare a realizzare i migliori posti di lavoro possibili dove i dipendenti poi vanno a lavorare. Ecco, passerei la parola ad Anna Mareschi Danieli del gruppo Danieli. Appunto, le girerei la stessa domanda che era stata fatta ad Alessandro Fantoni, cioè se è una scelta obbligata poi approdare nell'azienda di famiglia, se lei aveva altri interessi, altre passioni e se anche lei ha fatto prima delle esperienze in altre aziende oppure all'estero prima di approdare nel gruppo Danieli. Allora, innanzitutto vorrei eliminare la parola forzatura, perché sicuramente nel mio caso non lo è stato, ma in ogni caso dobbiamo dire che di forzatura si poteva parlare probabilmente fino a 50 anni fa, quando quello di fare una scelta diversa da quella della famiglia poteva essere visto come una scelta impopolare. Ad oggi in realtà la diversificazione può essere solo che un valore aggiunto, lo è anche all'interno della mia famiglia perché siamo in 3 fratelli, uno dei 3 ha deciso di intraprendere la carriera della ristorazione in maniera diciamo con successo, e di conseguenza io e mio fratello gemello invece abbiamo proseguito la carriera nell'azienda di famiglia. Quindi nel nostro caso, nella nostra famiglia, la diversificazione è vista come un qualcosa di positivo, indiscutibilmente positivo. Poi va anche detto che io sono sempre stata cresciuta dal motto che è meglio essere un bravo manager piuttosto che è meglio essere, scusate, un bravo azionista piuttosto che un cattivo manager. Quindi non essendo la nostra azienda una monarchia, e lo si può vedere da molte cose, è ovvio che se non si è i migliori nel proprio campo, se c'è qualcuno che lo può fare meglio, questo verrà sempre spinto a farlo e spronato dalla famiglia in primis, perché il nostro interesse è quello di far crescere l'azienda. Ecco, per quanto riguarda quindi la molla che le ha fatto nascere la passione per lavorare nell'azienda di famiglia e anche riguardo ad eventuali altre esperienze, Mareschi si può dare anche una risposta a questi quesiti, ecco. Chiarissimo quello che ha detto fino adesso. Sì, la passione indubbiamente è arrivata per un processo osmotico, stando vicino a mia madre, quindi è stato qualcosa di naturale. Dopodiché non mi sono mai fatta veramente la domanda di cosa mi sarebbe piaciuto fare nella vita, di cosa avrei voluto fare. Sono stata messa di fronte a un'opportunità enorme e mi sono sentita in dovere di studiare e di prepararmi per sfruttarla al meglio. Poi che quello che mi veniva richiesto fosse anche quello che mi piaceva fare, allora chiamiamola fortuna magari, però credo che la fortuna vada anche inquadrata e che nella vita non sempre si può scegliere quello che si vuole fare, ma a volte bisogna con spirito di sacrificio e appunto cogliendo l'opportunità che non tutti hanno la possibilità di avere, bisogna perseguirla. Ecco, abbiamo anche qui questa sera un manager, diciamo così, esterno a quelli che sono vincoli di parentela con la famiglia proprietaria dell'azienda, in questo caso Udinese Calcio SPA. E chiederei quindi al signor Colavino, direttore generale dell'Udinese, se può in modo sintetico ripercorrere un po' le tappe che l'hanno portata ad approdare all'Udinese SPA dopo gli studi, alla brillante carriera che lei ha svolto e poi anche un po' a che cosa significa essere manager in un'azienda di proprietà di una famiglia, perché anche questa sicuramente fa parte del suo bagaglio di esperienza. Innanzitutto io per quanto riguarda il percorso degli studi mi sono diplomato all'Istituto Tecnico Industriale Marignani di Udine e ho conseguito il diploma di perito industriale. Dopodiché mi sono successivamente iscritto all'Università di Padova, alla facoltà di Ingegneria Meccanica, dove frequentai per poco più di 3 anni fino a quando arrivò la chiamata dell'Udinese Calcio, e quando arrivò la chiamata dell'Udinese cominciai già subito a lavorare con diciamo così, la speranza di poter riuscire a portare avanti sia l'esperienza lavorativa che quella anche di studio, però purtroppo l'aspetto
lavorativo per me è stato veramente totalizzante, quindi l'esperienza dello studio non è stata completata come avrei voluto. Per il resto sono contento di aver comunque fatto l'esperienza al Magnani, perché comunque al di là della didattica, la metodologia e anche un po' lo spirito di sacrificio per raggiungere determinati obiettivi mi sono serviti poi anche immediatamente nell'ambito lavorativo. Cosa significa quindi essere poi manager in un'azienda di proprietà di una famiglia? Manager di una società di proprietà di una famiglia innanzitutto è una grande fortuna. La fortuna è quella di potersi confrontare quotidianamente con delle persone competenti, con degli azionisti competenti, poter definire assieme le strategie, poter anche cercare tutte quelle azioni che portano al miglioramento dell'azienda. Non sempre è così, perché mi confronto spesso con miei colleghi di altre società di calcio, le cui società appartengono a proprietà molto lontane, per esempio è il caso di proprietà cinesi che sono sempre più frequenti ultimamente, o ancora a fondi di investimento, e in quei casi i manager sentono un po', come dire, la lontananza, ovvero la necessità di alzarsi alla mattina e specchiarsi, guardarsi nello specchio prima di prendere le decisioni. Quindi la possibilità di avere un confronto con un membro, con un azionista che è membro che fa parte appunto dell'azienda è senz'altro una cosa estremamente importante. Colavino, un'altra domanda ancora, visto che lei ha parlato del suo percorso di studi, durante il suo percorso di studi lei aveva maturato la decisione o il sogno, l'aspettativa di voler diventare un giorno manager, oppure è una cosa a cui lei è approdato facendo questa carriera verticale all'interno di Udinese Calcio SpA? Diciamo che ho fatto un percorso, il faro è stato sempre la passione per questo sport che ho consolidato fin da ragazzo, e poi devo dire che è stata veramente importante anche prima di approdare all'Udinese Calcio l'esperienza che ho fatto in alcune società dilettantistiche alle quali ho avuto la possibilità di fare esperienza come direttore sportivo in ambito dilettantistico. Questa è stata un'esperienza che mi è stata molto utile e che mi ha permesso di consolidare la passione per questo sport e di inquadrare anche un po' gli obiettivi. Io poi all'interno dell'azienda ho fatto un percorso di crescita, sono entrato in azienda nell'agosto del 1998 come segretario del settore giovanile, e quindi un ruolo dedicato ai giovani e quindi legato molto all'attività agonistica dei giovani, e gradualmente poi nel 2001 mi sono diventato segretario della prima squadra, e poi fino ad arrivare a giugno 2010 dove sono diventato direttore generale dell'azienda e membro del consiglio di amministrazione con delega. Perfetto, adesso dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, torniamo tra pochissimo qui a Friuli Economy, puntata dedicata a passione per il lavoro e passione per lo sport. Di nuovo in diretta da Buia, dalla biblioteca comunale, intanto vediamo che qui si stanno sedendo sempre più persone nel parterre. Allora, il direttore generale dell'Udinese Calcio, Colavino, aveva parlato anche del suo percorso di formazione. Domanderei quindi a Fantoni se le scuole, sia a livello di istruzione superiore che l'università, formano e predispongono anche le persone per diventare un giorno manager o imprenditori, oppure qual è ancora il percorso che la scuola e l'università italiana devono fare per sensibilizzare, per coltivare anche le attitudini delle persone un giorno a diventare manager e imprenditori, perché a occhio e croce un gap, una distanza in questo momento c'è. Sì, allora, dalla mia esperienza personale l'Università di Udine sicuramente ha dato un grossissimo contributo a quello che è la mia persona, a quello che sono diventato. Quello che secondo me manca un po' a livello italiano è il mettere a disposizione dei ragazzi il tempo per toccare con mano le cose. Cioè, molto spesso le persone che entrano per esempio nel settore della filiera del legno probabilmente non hanno mai avuto la possibilità all'università o in altri ambiti
di capire e di toccare con mano che cosa vuol dire legno e che cosa significa lavorare il legno, oppure proprio vendere legno. Ecco, in questo senso, Fantoni, visto che da qualche anno la legislazione è cambiata nell'alternanza scuola-lavoro, negli ultimi 2 anni ha visto un cambiamento, cioè da quando nelle scuole superiori è obbligatorio dover fare alcune settimane di alternanza scuola-lavoro e quindi fin magari da quando uno studia magari al liceo o in altri percorsi venire in azienda e iniziare, tra virgolette, a toccare con mano? Allora, il mondo dell'impresa. 2 anni purtroppo sono ancora troppo pochi per cambiare un po' quello che è il tessuto dei giovani che stanno crescendo attualmente nei licei, nelle università. Pensiamo anche che adesso proprio la Federlegno Arredo, la nostra federazione, ha instaurato assieme all'Università di Milano un corso proprio ad hoc per esempio coloro che entrano a lavorare nella filiera del legno. Sicuramente io ritengo che cominceremo a godere di questi risultati fra 10 anni. Ecco, ma nel frattempo, e questo era il tema dell'altra puntata di Friuli Economy, rileva anche per Fantoni una difficoltà nel trovare, diciamo così, collaboratori qualificati e anche persone interessate a venire a lavorare presso la vostra azienda, che è un'azienda di importanti dimensioni, perché vedevamo nella scorsa puntata appunto che in realtà in Friuli Venezia Giulia c'è un tasso di disoccupazione al 7,5%, però ci sono anche tantissime aziende che hanno vacancy, cioè posti di lavoro complessivamente per migliaia di posti. Quindi domando a voi se siete in questa situazione qua. Non siamo esattamente in questa situazione qua, però sicuramente quello che notiamo per i colloqui che facciamo è che c'è un po' di mancanza, proprio un po' di desiderio di entrare in questo settore. Dall'altra parte notiamo anche un po' di carenza di formazione e di passione nel voler entrare a lavorare in un'azienda per poi crescere. Molto spesso purtroppo ci sono delle persone che pensano di essere forse già arrivate e che quindi pretendono di avere anche tutto e subito. Secondo me, cosa che anche a me è successa personalmente, ho avuto anche delle fortune nel mio percorso lavorativo, per cui ho cominciato a lavorare seguendo lo sviluppo di un prodotto sul mercato, poi per la mancanza è venuto purtroppo meno un nostro responsabile commerciale, per cui ho preso il suo posto, ho cominciato a seguire i mercati dell'ex Unione Sovietica e successivamente, essendo anche per noi non una monarchia, però un'azienda molto meritocratica che non guarda in faccia se sei figlio di o meno, ci si guarda dentro, abbiamo bisogno di creare una figura per coprire il ruolo di responsabile commerciale Italia, guardandoci all'interno la figura più indicata sono stata io, però nulla vieta che ci siano altre persone all'interno, ma devono crescere, devono avere il desiderio di crescere all'interno di un'azienda per capire tutte quelle che sono le peculiarità. Ecco, Anna Mareschi Daniele, per quanto riguarda il gruppo Danieli, sicuramente tanti sono i ragazzi e le ragazze che fanno esperienze di alternanza scuola-lavoro, sia durante le superiori che durante anche l'università, che durante anche il percorso del MIT al Malignani. Dobbiamo avere un po' di pazienza. E sostanzialmente lei ravvisa quali lacune nella loro formazione e se vede anche lei come Fantoni a volte anche dei limiti in senso di attitudini e di aspettative dei giovani. Beh, la lacuna più grande che io vedo dalla mia esperienza, quindi fondamentalmente dai colloqui che ho fatto a giovani neolaureati o comunque con 1 o 2 anni di esperienza, al massimo 3 anni di esperienza lavorativa, è la mancanza dello spirito di sacrificio. Questo è un qualcosa che deve partire dalla famiglia, deve partire dall'ambiente familiare, bisogna capire che non è tutto dovuto, bisogna capire che per raggiungere determinati risultati bisogna fare la gavetta. Per esempio non c'è mai stata nella mia famiglia l'idea di mandarmi all'università e poi riprendermi immediatamente in azienda. Io sono stata 10 anni in giro a lavorare, a mantenermi
e a imparare delle lingue, ad avere degli obiettivi, a fare delle scelte che poi mi hanno portato ad avere l'esperienza che ho adesso, e di conseguenza ho imparato a arrangiarmi da sola, a conoscere culture diverse, ad aprire la mente, e nel momento in cui ho sentito di poter essere in grado di entrare in azienda sono entrata dal lato più basso, quindi come un junior manager all'interno del servizio financing e contracting. Ecco, Maria Danieli, lei che percorso di studi consiglierebbe adesso a un giovane o magari anche a dei ragazzi in tenera età fin dalle superiori che insomma il sistema, diciamo così, produttivo friulano poi riuscirebbe a riconoscergli un lavoro e un percorso di carriera professionale qui in Friuli Venezia Giulia? Ma il percorso di studi alla fine è relativo alle attitudini del singolo, quindi non posso entrare in merito a questo argomento, anche se è risaputo che oggi c'è bisogno di matematici, c'è bisogno di fisici, siamo pieni di avvocati, quindi è abbastanza semplice capire di cosa c'è bisogno e di cosa invece c'è troppo, ma in ogni caso, indipendentemente da questo argomento e lasciando quindi al singolo la scelta del proprio percorso, io consiglio l'estero, io consiglio di andare prima tramite l'Erasmus, magari, che è la cosa più semplice perché è anche più economicamente fattibile per una famiglia, ma in ogni caso l'estero va bene in tutti i sensi. In quel caso lì, nel momento in cui, come dicevo prima, ci si apre la mente, ci si confronta, si imparano lingue diverse, si impara che alla fine non ci ammazza niente, possiamo arrivare a raggiungere gli obiettivi tramite spirito di sacrificio, allora sono sicura che qualsiasi studente o giovane lavoratore, dopo essere stato all'estero, che dovesse tornare in Italia, si troverebbe a competere ad un livello più alto rispetto alle decine di migliaia di laureati che abbiamo e sicuramente troverebbe un lavoro. Ecco, passiamo dalla passione e dalla formazione in questo caso nel mondo del lavoro a quella dello sport, che poi in alcuni casi a livello professionale diventa un lavoro vero e proprio. Allora, cercando di spostarsi e di non creare un'interferenza, domanderei a Collavino. Allora, il Friuli ha sicuramente tantissimi appassionati, giovani appassionati, bambini, ovviamente anche bambine, che giocano al pallone. Come mai però stringi nelle serie più elevate, in Serie A e in Serie B, sono così pochi friulani che poi arrivano a giocare in squadre, diciamo così, importanti o comunque in squadre rispetto a un tempo, rispetto a 40-50 anni fa, quando tanti erano i campioni friulani? Detto che comunque la passione ancora qui c'è, perché ogni paese, ogni comune ha più squadre di calcio e tantissimi si iscrivono. Che risposta si è dato dopo anche la sua lunga esperienza nel settore giovanile e comunque all'interno del mondo del calcio? Questa è una domanda un po' complicata, anche perché sono state dedicate intere trasmissioni o intere serate per cercare di comprendere come mai. No, la verità è che è un insieme di fattori, perché effettivamente 30 anni fa il Friuli Venezia Giulia era una terra che sfornava calciatori che poi avevano le attitudini, la volontà e riuscivano a diventare dei professionisti di Serie A. Ecco, ora da un po' di anni a questa parte questa attitudine la nostra regione non ce l'ha perché evidentemente sono cambiate anche un po' le condizioni socioculturali della nostra regione. Qualcuno dice anche il benessere che è arrivato dopo tanti anni, anche questo ha modificato un po' le nostre passioni, le inclinazioni dei nostri bambini. E è chiaro che dall'altra parte in molti altri paesi e soprattutto da quando poi si sono aperte le porte anche ai paesi
esteri, la concorrenza è aumentata, esattamente, quindi il numero dei calciatori provenienti dall'estero è aumentato in maniera importante. Ora, c'è qualcosa che si può fare sì, per invertire certo, questo trend? Che cosa sta facendo anche l'Udinese? Allora, si può fare modificando l'impostazione del lavoro e questa è un'attività che comporterà moltissimo tempo e moltissimo impegno. Noi come Udinese Calcio intendiamo valorizzare il settore giovanile prestando attenzione a tutte le società dilettantistiche locali e cercando di costruire un percorso con loro. Ovviamente questo è un'attività molto complicata, però è un'attività necessaria e imprescindibile, anche perché poi diversamente non è possibile generare la scintilla affinché questo cambiamento possa avere inizio. Questo è l'elemento più importante. Bene, e per quanto riguarda invece Colavino, diciamo così, il tema della formazione, lei si sentiva d'accordo con quello che hanno detto Mareschi Danieli e Fantoni, oppure a livello personale, anche perché lei comunque, anche lei è diventato manager dopo un percorso, quali vede ancora i deficit nella scuola o nell'università italiana per formare i futuri dirigenti nelle aziende? Devo dire che il mondo sportivo è un mondo un po' a parte, perché in tutta onestà, soprattutto negli ultimi anni, si sono sviluppati molti master, molti percorsi di studio che permettono ai giovani di buona volontà di migliorare le proprie conoscenze e anche di acquisire delle competenze nella gestione di una società di calcio, e quindi questo credo sia un aspetto molto importante che vale la pena sottolineare. Noi per esempio come Udinese Calcio abbiamo avviato da alcuni anni una collaborazione con Master SBS di Treviso, che in collaborazione con l'Università Ca' Foscari prepara i giovani ad avviarsi nel mondo dello sport, e noi stesso abbiamo ogni anno diversi stagisti da noi che poi, siccome molti di questi arrivano preparati a sufficienza, continuano il percorso lavorativo con noi. Il mio consiglio a questi giovani, prima di tutto, è quello a un certo punto della carriera scolastica e professionale, quello di interrogarsi e verificare e chiedersi quelle che sono le attitudini, gli obiettivi, perché poi molte volte quando poi si trovano di fronte a un colloquio di lavoro, alla domanda quali sono le tue ambizioni, quali sono le tue attitudini, cosa vorresti essere, molte volte c'è la scena muta, cioè non ci sono risposte. Quindi questo è il primo aspetto. Sempre rimanendo nell'ambito sportivo, poi io ritengo sempre importante un'esperienza in una realtà locale, in una realtà dilettantistica, in un settore giovanile, il contatto con i giovani, le prime esperienze anche legate a tesseramenti piuttosto che alle dinamiche di gruppo che riguardano questi ambiti, e credo che il percorso formativo possa poi completarsi con uno di questi master di cui ho appena parlato. Perfetto, andiamo in pubblicità per l'ultimo blocco e poi torniamo di nuovo qui in diretta da Buia per questa puntata di Friuli Economy sulla passione per il lavoro e passione per lo sport. In diretta dalla biblioteca del comune di Buia, questa sera qui a Friuli Economy, passione per il lavoro, passione per lo sport. Una domanda dal pubblico che abbiamo qui è sostanzialmente che cosa attenderanno i giovani nel periodo che va dal 2018 al 2030, sia dal punto di vista, diciamo così, del lavoro che dal punto di vista sportivo. Farei fare una breve sintesi ai nostri tre ospiti partendo da Fantoni, che ha già il microfono in mano, e proviamo a vedere un po' questa carrellata di cambiamenti che ci si può attendere. In questo caso partiamo dal mondo del lavoro. Preferirei parlare un attimo di quello che succede proprio all'interno di un ufficio fra, immagino, un paio d'anni, ovvero le nuove tecnologie ci stanno mettendo di fronte delle scelte molto importanti, per cui
tutte le nuove innovazioni che sta portando l'Internet of Things. Riguardo al tema lavoro, secondo me diventeremo sempre più specializzati e ci saranno sempre più lavori specializzati in determinati settori. Quello che io però mi auguro è che ci siano anche, continuano ad esserci quelle figure che riescono comunque a tenere sotto controllo tutto quello che è un progetto, quindi dall'ufficio seguire l'acquisto, seguire la progettazione, seguire la realizzazione, seguire lo start-up e via dicendo, ma anche... Ma è un augurio oppure è una certezza questo Fantoni? Guardi, secondo lei nei prossimi 12 anni? Mi dirà che non è la sfera di cristallo, esatto. Ma alla fine rimarranno queste figure oppure secondo lei i robot e i computer ci sostituiranno in toto? No, assolutamente. La componente umana sarà assolutamente, a mio modo di vedere, necessaria. Le tecnologie ci aiuteranno molto, sicuramente certi processi non saranno magari più realizzati dall'uomo, ma anche forse probabilmente per motivi di sicurezza sul lavoro, non lo so, provo a ipotizzare, però sicuramente secondo me la figura o le figure che riusciranno ad avere sotto controllo il processo o il progetto sono delle figure che saranno assolutamente necessarie e non potranno, a mio modo di vedere, essere sostituite da robot, ma proprio perché l'imprenditore o il capo d'azienda alla fine è proprio quello che deve prendere le decisioni e molto spesso si devono prendere delle decisioni non seguendo una formula matematica, ma seguendo anche l'istinto, seguendo l'esperienza, seguendo quello che è stato il proprio background. Ecco, Mareschi Danieli, nei prossimi 12 anni che cosa cambierà, diciamo così, per chi si affacciava sul mondo del lavoro e attualmente è un bambino, è un ragazzino, e poi magari se anche lei ci fa una battuta, un ragionamento su quanto la digitalizzazione cambierà il modo di lavorare, ad esempio nel caso del gruppo Danieli, se si è fatta un'idea e vede già dei cambiamenti in atto. Beh, nei prossimi 10, 12, 15 anni diciamo che entreranno nel mondo del lavoro quelli che sono al momento i ragazzi che noi stiamo formando, per esempio all'interno della nostra scuola, che è partita l'anno scorso, quindi in questo momento noi ci siamo resi conto che c'era la necessità di rendere disponibile ad ampio spettro e non solo più come scuole private al momento, le scuole internazionali che abbiamo in regione, ma dare la possibilità a molte più persone con meno disponibilità economiche di poter frequentare una scuola internazionale, nel nostro caso pubblica non statale, quindi che segue le regolamentazioni del nostro Stato, e dare la possibilità a questi ragazzi quindi di imparare madrelingua l'inglese, che al momento è cosa fondamentale per affacciarsi al mondo del lavoro, sperando di essere normalmente competitivi. Dall'altro lato diamo la possibilità a questi ragazzi di fare esperienza con le nuove tecnologie fin dalla prima elementare, che è una cosa estremamente innovativa e anche forse un po' criticata in certi ambiti, ma grazie al gemellaggio con la scuola Pio X di Treviso, che è un'esperienza decennale nel campo, siamo riusciti in questa grandissima opera, per quanto è il mio pensiero, e speriamo di dare la possibilità quindi a questi ragazzi di poter fare un'esperienza internazionale a livello regionale e successivamente alla scuola, che comunque in ogni caso diciamo arriverà fino alla terza media. Ad oggi si sa mai cosa succederà in futuro, se riusciamo a fare anche un liceo per creare il collegamento ovvio con l'università, e dopo l'università c'è la Corporate Academy della Danieli che copre quel gap che ad oggi esiste fra l'università italiana e il mondo del lavoro, quindi quella mancanza di sinergia fra università e impresa. Noi come azienda abbiamo sentito la necessità di
coprirla da soli, quindi di investire 1 o 2 anni dei nostri neo assunti per renderli adatti al mondo Danieli, quindi al mondo di grande tecnologia, ricerca e sviluppo e vari ambiti poi dell'azienda. Vediamo anche con Franco Collavino che cosa cambierà soprattutto nei prossimi 10-15 anni per i ragazzi, adesso bambini, che hanno passione per lo sport e in particolar modo in questo momento vediamo per la parte del calcio. È difficile fare una previsione, di sicuro quello che posso dire è che soprattutto nell'ambito delle società professionistiche si va sempre più nella direzione di una specializzazione delle attività. Mi riferisco principalmente all'addestramento e alle competenze rivolte verso il miglioramento degli atleti, alla crescita degli atleti e soprattutto nelle categorie più importanti al miglioramento delle performance. E quindi questo è senz'altro un aspetto che sarà sempre più marcato nei prossimi anni. L'internazionalizzazione, ci sarà sempre di più la necessità di confrontarsi con realtà di altri paesi. Io sono appena tornato da un viaggio in Spagna dove ho visitato 3 società e devo dire che i modelli che ho incontrato, ho trovato dei modelli di società sportive estremamente positivi ed estremamente virtuosi. In che cosa possono essere da esempio questi modelli spagnoli per quelli in Italia e in Friuli? Innanzitutto c'è un'attività legata al settore giovanile, allo sviluppo del settore giovanile in una determinata direzione, e questo credo che possa essere portato avanti in maniera concreta. Dopodiché c'è anche la possibilità vedo una specializzazione nel lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte professionale, il mondo professionale con gli atleti anche della prima squadra, che è diretta proprio a migliorare le performance dei giocatori, e in questo ho visto dei modelli veramente efficienti e veramente moderni. Devo poi anche aggiungere che in generale poi il mondo del calcio avrà un'evoluzione positiva da questo punto di vista per quanto riguarda gli stadi. Fortunatamente a Udine il futuro è già adesso, l'evoluzione sarà sempre più nella direzione della trasformazione degli stadi da luoghi che vengono utilizzati ogni tanto per le partite a dei luoghi invece che funzioneranno 7 giorni su 7, multifunzionali, che potranno diventare effettivamente dei punti di riferimento per il territorio. Ecco, in questo senso lei, Collavino, è direttore generale di una delle pochissime società in Italia che è riuscita a fare questo balzo, perché per voi è una realtà. Quando pensa che sarà anche effettivo questo 7 su 7, quindi sfruttando al 100% lo stadio stupendo che avete regalato ai tifosi? Devo dire che è già adesso perché negli ultimi 2 anni abbiamo sviluppato moltissime aree all'interno dello stadio, abbiamo realizzato un centro congressi, nell'ultimo anno abbiamo organizzato più di 100 eventi aziendali, abbiamo un centro congressi da 260 posti, molte altre sale, e vedo che sempre di più le aziende del territorio utilizzano lo stadio come punto d'incontro, come punto per poter sviluppare le relazioni e perché no, anche per concludere dei nuovi business. L'evoluzione di tutto questo poi sarà lo stadio, quello che abbiamo definito 2.0, quindi lo sviluppo di tutte le aree commerciali che abbiamo allo stadio, con la possibilità di creare un centro medico specialistico, un centro wellness, aree ristorative per poter vivere veramente 365 giorni all'anno lo stadio. Ecco, quest'ultimo aspetto quando lo vede fattibile per la partenza? Io credo che abbiamo già avviato ovviamente tutto il percorso, e quindi credo che già entro la fine dell'anno cominceremo ad avere i primi risultati. Già in questo momento devo dirle che parte dello stadio è per esempio occupata dagli uffici del CONI. Il CONI regionale ha trasferito la propria sede presso lo stadio. A breve sorgerà un centro medico specialistico, quindi già questo percorso è iniziato.
E tornando invece a diciamo così, i percorsi che diciamo così, Anna Mareschi Danieli ha raccontato, dove Danieli ha investito fin dalla scuola primaria e anche con la parte di Academy, emerge l'importanza della lingua inglese, della tecnologia. Emerge anche l'importanza di fare, diciamo così, un insegnamento ai bambini fin dalla più tenera età. E questo è quello che secondo lei alla fine è mancato nella scuola statale e forse manca anche nelle famiglie, tornando al discorso di prima, che alla fine un gruppo importante come Daniele ha deciso di fare da sé, forse perché a livello pubblico non arrivavano queste risposte? Beh, innanzitutto ritengo che uno dei problemi principali sia proprio, come hai detto bene, la famiglia italiana, nel senso che il fatto di tenere un ragazzo, un figlio a casa fino a magari 38 e 40 anni è qualcosa di estremamente negativo per il figlio stesso. Io a 18 anni sono stata letteralmente convinta a uscire di casa e dopodiché non ci ho fatto praticamente più ritorno, ma è stata visto come un processo naturale, un qualcosa che doveva essere, il fatto di andare a arrangiarsi da soli, prendersi cura di se stessi fosse un qualcosa di necessario per lo sviluppo e per l'evoluzione della mentalità del singolo. Per quanto invece riguarda l'istituzione scolastica italiana, forse inizialmente fino a un po' di anni fa c'è stato proprio un problema regionale, perché realtà milanesi per esempio il problema non lo hanno da parecchio tempo. Per quanto riguarda la scuola attuale in regione abbiamo due realtà internazionali estremamente valide ma comunque accessibili a pochi e questo non va bene, da un lato non va bene, dall'altro non va bene l'orario rigido che veniva dato. Se noi pretendiamo i fuori orario, se noi pretendiamo gli straordinari, non possiamo pensare che un padre o a maggior ragione una madre di famiglia riesca a restare a lavorare in azienda fino alle 7 di sera non sapendo dove mettere il suo povero bambino. Di conseguenza abbiamo fatto questo investimento inizialmente nell'asilo nido che fa orari 7 di mattina, 7 di sera e su richiesta allunga anche l'orario. E successivamente ci siamo resi conto della risposta estremamente positiva dei nostri colleghi e abbiamo deciso di andare avanti con la scuola primaria che comunque rimane una scuola privata, successivamente invece siamo passati ad una scuola appunto pubblica non statale, ciò significa 1/3 della retta di una scuola privata. Siamo giustissimi con i tempi, le restituiamo a Telefriuli in Via Nazionale 120 a Tavagnacco. Ringraziamo gli ospiti di questa sera, Franco Collavino, Anna Mareschi Danieli e Alessandro Fantoni per la loro disponibilità. Ringrazio tutte le genti di Buia e l'amministrazione che ci ha dato la possibilità questa sera di fare questo incontro quindi nella biblioteca civica, anche ovviamente la regia, Pierangelo Buttazzoni, Paolo Bassi e Luca Fornasiero che ci seguono da Tavagnacco e ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Friuli Economy in diretta. A tutti voi una buona serata con i programmi di Telefriuli, Community FVG e poi Electroshock con Salvatore Micheluzzo. Buona serata.